Ora gli domandiamo perché. Ciao, tu ti chiami? Nino Tombarello. Nino Tumbarello. Ascolta Nino, come mai secondo te non hai avuto esiti positivi? In che senso? Cioè non ti ha chiamato nessuno? Non mi ha chiamato proprio nessuno. Nessuno? C'è Ma- stato uno però che mi prendeva in giro e quindi abbiamo tralasciato. Ma secondo te come mai? Cioè, il motivo quale può essere stato? Il motivo non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a lei. Che è Certo. fatta. Che si chiama questo, posso dire il nome? Piera Genco. Piera Genco. Che praticamente che cosa ha fatto questa Piera Genco? Ma aveva già 4 mesi, quindi mi sono dimenticato. Telefonavo ogni istante, diceva chi giù l'altro. Non è che non andava bene questo rapporto e quindi abbiamo sorvolato, come dire. Quindi Ascolta, parliamo della tua anima gemella, ma tu che tipo di ragazza vai cercando? io vado cercando qualsiasi tipo di ragazza, l'importante è Che è viva praticamente. anche L'importante è che respira. che respira, qualsiasi tipo di ragazza che si vuole sposare, si faccia una famiglia e perché no anche dei figli, Certo, dato che ci siamo. dato che siamo sempre là. Esatto. Perché infatti colgo l'occasione per commentare un fatto strano. Un fatto strano. Cioè? Un fatto strano a proposito di tipi strani. Eh. Quello di Bernadette da Lourdes. Ha parlato con il parroco e ha detto o ti marite o ti tesoro o sta scherzando con il fuoco. Questo è fatto. Esatto. Quindi, se uno Quindi in questo caso praticamente in questo caso c'entra questo. Non C'entra. siamo fuori tema, ma non siamo Logico. fuori tema. l'importante è che non siamo fuori tema. L'importante è che non siamo fuori tema. Il concetto è questo purtroppo. Logico. Va bene. Allora, Sì. stiamo parlando praticamente di tipo ideale di donna. Esatto. Tu una volta mi hai detto che praticamente tu preferisci le donne che si chiamano Adamo. Esatto, anche quello Adamo. Anche, non è che si è detto solo Adamo, ho detto anche Adamo. Cioè, sii più chiaro. Fai capire alle telespettatrici che in che senso tu vuoi praticamente che si dovrebbe chiamare Adamo. Fallo capire. Non ho capito niente, puoi ripetere? Sì. Allora, dico, fai capire alle telespettatrici com'è che si potrebbe chiamare Adamo. Cioè, in che senso si dovrebbe Adamo chiamare? è la razza di quel del signore, diciamo, questi muschi che è la razza veramente antica. Una razza praticamente antica. Una razza antica. Diciamo che Gesù, il Cristo, era il nostro Adamo. Adamo. Che cos'era? Non lo sapete che Cristo era Adamo? Gesù Cristo. No. Gesù Cristo era Adamo. Era Adamo? Era Adamo. Ed Eva allora chi era? Maria, il suo madre. Ma che cazzo aspettarci? Sono le mosche. Sua madre era immacolata concezione, cioè Sua madre. concepita immacolatamente. Maria Vergine, va. Ho capito, va bene. Cambiamo discorso. E allora, amiche telespettatrici, per chiunque fosse interessato a conoscere Nino, Nino quanti anni c'hai? 32 o 21 lo faccio. 32? Il 21 di questo mese. E praticamente quanto sei alto? 1,86. 1,86. C'hai gli occhi verdi, Boh, ce l'hai visti, vedi. ce l'hai ste verdi. Un occhio e un occhio. E i capelli? I capelli castani, vedi? Castani, sì. Con la riga nel mezzo. perché Esatto. facciamo così. Una bella Posso concezione. mettere- No, non posso mettere il cappello? Certo. Va bene. Comunque senza cappello è più simpatico, sai. Più simpatico sono. Sì, sì. Questo dobbiamo decidere a loro. Certo. Vabbè, come vedete amiche telespettatrici, c'ha uno sguardo magnetico. Certo, certo. Giusto? Certo. Fai uno sguardo magnetico, vediamo? Niente in che senso, come questo? Magnetico, cioè uno sguardo che colpisce. Fallo vedere alle telespettatrici, levate il cappello se no non si vede. Certo. Ecco, vedete amiche telespettatrici il suo sguardo magnetico? Ha colpito. Chissà che ha colpito. Vedete come sta guardando? Questo è uno sguardo magnetico, elettrizzante si può dire. Esatto. Va bene, ripetiamo. Fuori dai musei, nuovi amici miei, si distruggerà la civiltà delle banalità. Susseguitemi, esibitevi, Adamo va, vincerà chi si distinguerà. Ta 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 ta. Per molti secoli coi nobili sono rimasti molto. Aspetta, lascia. Per molti secoli
coi nobili sono rimasti sempre immobili, con una voglia intensa di entrare nei bistro, nuove letture con tecnologia. Giolini erano indonata prigionia, tempi di convenzioni, di provincialità. Questa era la batteria? Fuori dai musei, stai tornando sempre. Nuovi amici miei, si distruggerà la civiltà delle banalità. Susseguitemi, esibitevi, alta moda va, vincerà chi si distinguerà. Vincerà chi si distingue. Bella. Va bene, oltre a questa ne... Oh yeah!